Franz che è l'autore, Lorenza Ioan che modererà l'incontro e Lorenzo Bruno i tessitori che invece ci presenterà il libro, ci aprono le porte di questo universo autistico. Quando siete pronti potete cominciare. Beh, innanzitutto buonasera. Buonasera, è bello vedervi in tanti, perché il tema dell'autismo è un tema un po' particolare, è un tema che non tutti conoscono e non tutti vogliono avvicinarsi perché non lo conoscono. Questa sera è proprio l'occasione giusta per aprire le nostre menti a qualcosa di nuovo, a qualcosa di vero, di autentico, perché si tratta comunque non solo di nozioni ma di vita reale, è qualcosa insomma che sicuramente ci farà tornare a casa arricchiti. Io sono molto grata di essere qua, di essere stata invitata. Io mi chiamo Lorenza Ioan, faccio di professione la maestra, l'insegnante di primarie, e sono appassionata proprio di letteratura, in particolare un po' tutto quello che è la diversità e la disabilità, che secondo me non è disabilità ma è proprio un modo di essere diversi, un modo per vedere e per essere proprio diversi. Qui a fianco a me ho il piacere di avere due uomini veramente di cultura, due autori. Troppa grazie. Due autori, di cui uno giovanissimo, Lorenzo Meloni Tessitori, che è uno studente anche di giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è un ricercatore indipendente e sarà colui che presenterà proprio nello specifico il libro L'Io autistico. Naturalmente di Emanuele Franz, che è ormai un noto autore, filosofo e divulgatore di cultura, e quindi che ringraziamo. Io lascerei la parola subito al presentatore, introducendo però una domanda personale. Certo. Mi fa molto piacere vedere un viso giovane, un giovane. Ma come mai questa passione per questo tipo di letteratura? Prima di tutto rispondo subito alla sua domanda spiegando che io ho scoperto l'argomento dell'autismo specialmente grazie a Emanuele. Emanuele, come lui stesso dice nel suo libro, è una delle manifestazioni secondo me più nobili dell'autismo, già che Emanuele è una persona molto creativa, ma tanto creativa, tanto policroma, quanto spesso insomma selvaggia, mi si perdonerai questo termine, quasi divino in un certo senso, proprio estraneo alle dinamiche della società civile contemporanea. E quindi conoscendo Emanuele ho conosciuto l'autismo che comunque è un argomento che io, ammetto, conoscevo pochissimo e solamente il libro di Emanuele è stato per me chiarificatore e veramente interessante, perché è un argomento che purtroppo non viene mai trattato. Emanuele è una persona di grandissimo valore, è un filosofo, è uno scrittore, un poeta, ma prima di tutto secondo me è un pensatore, cioè un uomo che pensa, un'arte ormai quella del pensare, che è dimenticata. E quindi il suo libro prima di essere una riflessione, prima di essere una biografia, è un pensiero, il pensiero di Franz che si manifesta nei suoi scritti, nelle sue opere, in modo magistrale, secondo me, e brillante. Franz ha una visione della storia, Franz ha una visione dell'amore, Franz ha una visione di Dio profonda e, per quanto magari non sempre condivisibile, comunque degna di essere scoperta. E dunque che cos'è l'autismo? L'autismo è un modo di essere, è uno stato d'essere, una struttura dell'individuo, cioè fa parte della struttura proprio neurologica dell'individuo. Ora io non sono un tecnico della scienza, io non conosco bene questi argomenti, la mia conoscenza si limita a dei approfondimenti personali alla luce della lettura del libro. Però effettivamente Franz incarna l'autistico
ma nel modo proprio più bello. Più nobile. Più nobile, più nobile. Sono d'accordo. È una condizione, è un modo di essere che non va cambiato, perché noi non andiamo cambiati, ma andiamo capiti. E Emanuele ci fa capire molto bene quello che è proprio l'essere autistico, ma con quasi sofferenza ma anche orgoglio, io ho visto in questo libro. Una sofferenza quella di Emanuele, una sofferenza che io ho visto in prima persona, e ti dirò, mi permetto di darti del tuo praticità. Io ho vissuto questo libro, giusto Emanuele? Perché io c'ero quando il libro ancora non c'era, e io posso dire di essere stato un po' il padrino di questo libro, perché il giorno in cui tu sei andato dal dottor Zanini eri con me il 24 giugno, mi ricordo, eravamo andati a bere insieme un caffè e tu mi avevi detto: sai che forse potrei avere questo genere di patologia, e effettivamente poi dopo poi si è scoperto un mondo, quindi sono orgoglioso di essere stato presente un giorno significativo della tua esistenza, perché poi hai potuto codificare tanti elementi della tua vita, tante stranezze, mi concederai questo termine, che effettivamente avevano un motivo, avevano un senso e non erano irrazionali. E quindi mi permetto di dire sì che in Emanuele c'è sempre una sofferenza dovuta all'incomprensione, un'incomprensione che secondo me è ingiusta, perché per quanto tutti siano meritevoli di critica quando si mettono in pubblico, quando esprimono un'idea, quando scrivono un libro, quando insomma lanciano la propria sfida verso il mondo, no? Cioè, esprimendo un'idea si lancia una sfida, no? Datemi torto. Ed è giusto che una persona ti dia torto e che argomenti e che critichi il tuo punto di vista, però spesso Emanuele è stato attaccato nella persona, ma la persona di Emanuele non merita assolutamente un comportamento denigratorio, visto che nessun genere di perché lui veramente riesce spesso ad andare oltre, a superare, quindi in verità non è che lui è indietro, è avanti e siamo noi indietro e che non l'abbiamo ancora capito. Quindi secondo me questo è il pregio di Emanuele, e che è dovuto probabilmente, anzi sicuramente, come lui stesso esprime nella sua biografia, alla sua insomma, posso dire patologia, è una patologia. Un modo di essere. Un modo di essere. Cioè, può diventarlo di per sé una sindrome. È una sindrome, sì. Quindi una condizione del sistema nervoso che in particolari frangenti diventa una patologia. Adesso magari spiegherò soprattutto cosa mi ha detto i neurologi. Allora, innanzitutto grazie a due luci, Lorenza e Lorenzo, che ho questa fortuna di essere i Lorenzi qua, di avere poi un ambiente così bello che ci insomma, circonda. Un grande prestigio anche, di grande prestigio. È il prestigio della bellezza di chi ho a fianco e di chi ho di fronte, anime belle, tutti belli illuminati nei volti, che si vede che non sono facce lunghe, arrabbiate, tristi, rancorose, sono tutti con un sorriso, con un animo aperto, e questo apre anche i nostri cuori, e tutte le luci concorrono in un'unica grande fiamma, e questo mi permette anche a me di aprirmi a voi e spiegarvi meglio questo problema che ho avuto fin dall'infanzia, e che è, diciamo, una sindrome, non è una patologia, però può diventarlo. Cosa succede? Che io quando ero bambino, negli anni 80, non capivano cosa avessi, non riuscivo a stare con gli altri ragazzi, avevo sviluppato il mio linguaggio interno, non parlavo con gli altri, non facevo nessuna attività di gruppo, e quindi mi hanno portato dagli psichiatri, e chi ha detto hai depresso, chi ha detto è ritardato, insomma per tutta la vita si sono aggiunte queste diagnosi così di ritardo, di depressione, non hanno capito cosa avessi. Io poi mi sono stancato di tutta questa gente che mi doveva dare le etichette, e ho detto faccio quello che voglio, vivo nel mio mondo, e con le mie stranezze. Poi appunto io ho voluto ricostruire questo puzzle negli ultimi 5-6 anni, andando proprio a interrogare i miei insegnanti delle scuole elementari,
Sì, è un'indagine Cioè, dal passato. cosa vedo? Sì, è andato a immergere alla luce di quello che hai scoperto. Volevo capire che cosa c'è che non funzionava. Nel libro racconti anche di quando hai chiesto alla tua maestra di Sì, La maestra, la C'è figura il della maestro maestra. Renato e il maestro Mariano ci hanno detto: noi in 5 anni non abbiamo mai visto un caso come il tuo. Tu non hai mai fatto un'attività di gruppo con gli altri. Gli altri vedevano che eri, magari che avevi una tua intelligenza, che capivi le cose in un modo diverso e ti aggredivano perché eri diverso. Quindi anche pestaggi, purtroppo. Che Sì, sei stata vittima di quello che oggi viene chiamato bullismo. Bullismo. Io ho voluto capire finché si era aperta questa ipotesi, che poi anche lì è soltanto a partire dal 2013 che si è potuto capire che il cosiddetto autismo ad alta compensazione, cioè quelli che sviluppano capacità linguistiche, no, sono ascrivibili allo stesso spettro, perché appunto una volta si chiamavano Asperger, Spettro. una volta appunto potevi essere classificato come psicotico, come ritardato, come depresso e così via. Soltanto nell'ultimo decennio si è un po' arrivati a capire chiaramente. È giusto dire cosa è e cosa non è, no? Perché è giusto dire che il meccanismo, cioè me lo dice il neurologo, il tuo corpo ha capito che c'è un problema da qualche parte e combatte per coprire il difetto, per quello compensazione. È una compensazione. E questo comporta però un disequilibrio da un'altra parte. Però anche una crescita. Sì, È anche una crescita. però una sofferenza continua, perché c'è il sistema nervoso sballina fuori, c'è delle crisi che per esempio non si sa, ma una luce, un rumore, un tintinnio, anche parlare con qualcuno può diventare una sofferenza incredibile, prendere un Grande terreno. sensibilità, no? È un modo anche diverso di processare gli stimoli sensoriali, che è proprio il sistema nervoso che è forgiato in un modo diverso. Infatti anche banalmente il profumo di una persona, un suono troppo forte ti rovina la giornata. Sì. In sostanza, il libro è scritto perché c'è una parte biografica, ma c'è anche una parte dove ho collaborato con Sergio Zanini, un neuroscienziato, e Franco Fabbro, nonché il filosofo Silvano Tagliagambe, che si è occupato, adesso ne parleremo, e la scrittrice Susanna Tamaro. Anche lei ha scoperto di avere questa sindrome, che poi insomma dopo i 40 anni, con i 50 anni diventa sempre più difficile da gestire in certi casi. I neurologi mi spiegano che, questo mi corrisponde, che c'è un problema di negoziazione fra gli stimoli che vengono dal mondo esterno, non riescono a essere introiettati come statisticamente avviene nella maggior parte dei sistemi nervosi, cioè non riesco, almeno io, a introdurre dentro un modello, quindi l'apprendimento Quindi è una sofferenza. sì, in gruppo non riesce a stare, cioè ed è Anche i tempi, vero, sono diversi. i tempi. Anche i tempi. Quindi è facile che uno magari che non riesce a imparare qualcosa che ti viene insegnato, e però è costretto per questa ragione a sviluppare un linguaggio interno. Certo. Quindi la creatività può diventare appunto la conseguenza di questo meccanismo teso a supplire. È chiaro però che se non viene capita la cosa e uno per una bizzarria, perché si ritrova magari cammina male, non riesce a parlare, viene giudicato, emarginato, condannato, allora sviluppa una patologia, perché si sviluppa una comorbilità, un trauma, il cambiamento per esempio. Il cambiamento è traumatico per un soggetto, perché Sì. uno deve avere un ordine preciso, il controllo e la continuità di un'identità delle cose, Una lo sicurezza, alteri, vero? quindi un trasloco per una persona normale la gestisce in un certo modo, per una persona gli cambi con un fuso orario di 2 ore non sa più dov'è, e quindi c'è anche una mancata, ancora purtroppo oggi, una mancata comprensione di questa sindrome. Si crede che certi atteggiamenti siano dettati dal capriccio o dalla volontarietà, ma è bene capire che le reazioni di un autistico sono organiche. Per 50 anni si è creduto è colpa dei genitori, è colpa del trauma, che Colpa uno della ha subito. madre, Colpa della madre Sì. frigida, sì. Sì, allora già Anne Freud ha fatto i lavori sui bambini sopravvissuti ad Auschwitz e ha dimostrato che non esiste correlazione fra autismo e trauma. Assolutamente. Quindi è un fatto organico, si va a
lavorare sul modo di reazione basilare. Il 31 fra qualche giorno a Udine ci sarà Giorgio Vallortigara, che per me è un genio, lui si occupa di neuroscienze, ha visto che ci sono dei modelli universali di risposta agli stimoli sociali che hanno sia i pulcini sia gli esseri umani, cioè per esempio il riconoscimento dei volti o degli stimoli appunto, ecco, negli autistici non ci sono queste corrispondenze. Però questo è un limite. Però l'icona, vero, per voi è importante. Io mi sono soffermata sulla parte che parli proprio dell'icona e mi si è aperto un mondo, nel senso che la comunicazione non è solo comunicazione verbale, ognuno può comunicare o attraverso l'arte o attraverso le icone o attraverso la musica. Molti soggetti autistici che ho conosciuto sono, passatemi il termine, dei geni artistici. Mio figlio è compositore, lui non ha mai fatto un'ora di musica, eppure lui riesce a farlo. E tutti vogliono che lui sia incanalato in una maniera diversa. Ecco che io qui mi sono posta e io questo te ne sono grata, perché la condivisione di queste cose rafforza. E tu parli di condivisione nel tuo libro. Questa è una cosa grande, perché proprio la forza di capire che non c'è una via di comunicazione, ci sono più comunicazioni, è una cosa molto molto importante per tutti, non solo per proprio i soggetti autistici, no? Quindi sì. Questa cosa dell'icona, del trovare questa parte interiore mi ha molto colpito e mi ha aperto veramente uno dei tanti mondi che pensavo di conoscere, invece sono qua a scoprirlo proprio tramite te. No, ma sono io a ringraziare te per la tua anche combattività su questi temi, perché anche esporsi su questi temi intanto c'è il rischio di essere anche ambigui, perché purtroppo oltre a non esserci un'informazione non c'è una formazione, soprattutto delle persone che dovrebbero occuparsene, sia sanitarie, perché sono argomenti sul quale c'è molta confusione anche nell'immaginario collettivo e tante volte anche fra le persone competenti. Cioè, per esempio, c'è questa idea, l'autistico, a me mi dicono: ma come fai tu a essere autistico, che parli, cammini, vai in giro? Bravo. Non è che sono cerebro leso. Però infatti, perché c'è questa idea ancora che l'autismo sia un sinonimo di ritardo. Bravo. E questo è un problema, e quindi quando uno dice autistico automaticamente diventa un ritardato. Ma questo è un'idea che è nata all'inizio del Novecento, cioè a metà Novecento, quando è stata scoperta, insomma, la cosiddetta celebre sindrome di Asperger, che adesso non è più tale, non viene più chiamata così. Però ha sempre avuto una definizione negativa, e tu fai bene a pubblicare questo libro e a essere, diciamo, una voce comunque di un laico, perché non sei un sacerdote della scienza, non sei un uomo di scienza, ma sei solamente una persona che dà una propria testimonianza, ed è un'idea fortunata e felice, perché effettivamente di libri di questo tipo non ce ne sono. O c'è la letteratura scientifica, che però non è accessibile ai più, perché noi non abbiamo fatto medicina, non siamo neurologi, quindi non possiamo capirla, e poi ci sono magari le mistificazioni di una visione in verità trasversali, perché non ha un colore politico, però c'è una ostilità nei confronti dell'autismo, anche politica, e tu stesso la denunci nel tuo libro, spiegando che effettivamente il sistema li vuole isolare e in modo non troppo neanche provocatorio, perché tu riporti dei fatti, anche quasi eliminare. Quindi... Allora, il problema che sollevi, Lorenz, di cui ti ringrazio, è molto importante, è appunto l'accoglimento da parte della classe politica del fenomeno autistico, che leggiamo oltreoceano che c'è la ricerca della tossina, questa ricerca della causa fantomatica dell'autismo è come appunto se l'autismo fosse un fenomeno da eliminare. Voglio dire, dobbiamo eliminare
estirpare, eradicare come se fosse una malattia, un contagio, no? Cioè, il problema è che intanto ci sono dei profili specifici con delle caratteristiche del soggetto autistico che dipendono dalla sua condizione. Sì. Una fra queste potrebbe essere: tanti autistici non hanno l'attaccamento alla reputazione personale proprio perché non riescono a avere un senso dell'appartenenza a un gruppo, quindi agli autistici del giudizio degli altri non gliene importa niente. Però in una collettività invece è importante, nel modello collettivo, adeguarsi magari a un costume, vedi quello che si veste in quel modo, che cammina in quel modo e lo giudichi bizzarro, no? E questo è un profilo. Poi appunto c'è il non attaccamento magari a un vantaggio personale, lo scarso rapporto con il denaro magari, no? Questi aspetti che in un modello sociale di un certo tipo, che non è universale. Soprattutto nei totalitarismi, ad esempio. Non sono universali i modelli sociali, noi vogliamo, ci sono altri modelli sociali che hanno altre caratteristiche dove l'autistico potrebbe vivere meglio. Certo. Ecco. Fra le tante c'è la non, appunto, come dire, tu puoi persuadere una persona a comprare un oggetto convincendola perché dici guarda lo fanno tutti, oppure a votare una persona, a credere a qualcuno o a credere in un ideale perché c'è una logica del gruppo, c'è un trascinamento, se non lo fai tu ti isoli, tu hai paura dell'isolamento e questo è un meccanismo sociale E tu sei statistica assolutamente esempio. fuori, Sì, è vero. fuori. Quindi per chi deve indurre un acquisto o un voto, l'autistico è un problema. È un problema perché, ecco, se l'autistico è un povero demente, che è da considerare, da imbottire di farmaci, allora non è un problema. Ma se l'autistico inizia a occupare posizioni sociali, scrive libri, no, non va bene, perché io a te, autistico, non riesco a indurti una scelta di mercato, e allora sei un problema. Sì, pensiero indipendente, oserei dire. Questo lo dico e magari... Sì, adesso ovviamente non semplifichiamo, l'autistico è comunque una persona, perché adesso Molto complessa, Sì, molto però nella sua personalità ha indubbiamente alcune autonomie rispetto alla società, però queste autonomie possono anche essere dei limiti. La questione è che la società dovrebbe, lo stesso Emanuele lo spiega, dovrebbe accogliere la stranezza dell'autistico, e uso il termine stranezza nel modo più neutro possibile, perché oggi il termine stranezza è sinonimo possiamo dire, cioè è un elemento negativo essere strani, ma la società dovrebbe accogliere la stranezza, la vera minoranza, e saperlo integrare e saper anche tollerare e anzi valorizzare queste diversità che effettivamente caratterizzano lo spettro autistico. Sì, e oserei dire anche una società che si riempie la bocca di inclusività, Esatto. ma anche lo stesso fatto che proprio non si consideri che a qualcuno può dar fastidio una luce particolare, che se magari è cambiata, a nessuno dà fastidio, oppure un rumore particolarmente irritante che potrebbe essere evitato per proprio rendere inclusivi. Queste sono piccole cose che purtroppo la società ancora è immatura, cioè non riesce a pensare al diverso come a qualcuno che può tranquillamente essere messo in condizioni di vivere tra di noi e arricchirci, perché se fossimo tutti uguali sarebbe sì più semplice, Sarebbe anche più triste. Sarebbe più triste, esatto. In questo la società... E infatti Emanuele dice una società più vera, l'autismo, una società che sa accogliere l'autistico, chiedo scusa, è stato uno scivolone, la società che sa accogliere l'autistico è una società più vera. C'è un processo che andrebbe analizzato sicuramente anche a livello antropologico, cioè spesso ci troviamo nei secoli che chi introduce la novità, chi ha questo pensiero laterale, vediamo nell'arte e nella storia della scienza, no? Viene portata un'innovazione che suscita sospetto e dopo però gradualmente viene integrata dalla collettività, però chi la introduce fa una brutta fine generalmente, perché una volta ti internavano e festa finita, no? E di conseguenza andrebbe capito il potenziale della creatività
del soggetto autistico. È anche giusto dire che è bene non fare mitizzazioni, sebbene io tenda a farle, perché guardo nel passato non c'era la dicitura di autistico, no? Però nel passato si parlava della melanconia, quello che si chiudeva in se stesso. I miti greci parlano del Bellerofonte che fuggiva nei deserti, Diogene il cane, Diogene che fuggiva dai costumi sociali, ma lo stesso Ulisse che lascia i compagni per andare a cercare cose all'ignoto. Anche questi sono atteggiamenti autistici, secondo me, sì, che sono stati mitizzati e sono proprio romanticizzati. È bene dire che è giusto dire che non tutti i soggetti autistici sono così funzionali, perché appunto sviluppano delle situazioni molto drammatiche, però anch'essi hanno caratteristiche che sono comuni allo spettro e hanno un loro linguaggio che va compreso, perché se noi ci approcciamo a un autistico col linguaggio della consuetudine non riusciremo mai a capirlo, pensiamo che lo fa apposta, che provoca, che vuole, e invece ha un suo linguaggio proprio, quindi è la gentilezza poi, è la sensibilità, è capire soprattutto una diversità cognitiva, l'aspetto fondamentale sul quale ancora c'è tantissimo da lavorare. C'è tanto per mettere veramente tutti quanti, autistici compresi, nelle condizioni di partenza per avere le cosiddette pari opportunità. Cioè poi, se un soggetto autistico ha delle particolari inclinazioni, bene, però deve essere supportato dalla società, gli deve dare gli strumenti per poter proprio esprimersi come meglio è e come meglio a lui riesce, perché è funzionalmente diverso, proprio all'interno di una società che semplifica, come hai detto tu Lorenzo, semplifica, vuole quasi standardizzare e invece finisce poi per tappare le ali a tante persone che hanno delle inclinazioni, dei modi di essere diversi, dei funzionamenti diversi. Sì? Emanuele, io vorrei farti una domanda, perché qua siamo venuti per scoprire che cosa sia l'autismo, perché qua comunque c'è questa gente, comunque ci sono questi futuri lettori del libro, sicuramente vogliono sapere cos'è l'autismo e anche un'introduzione, anche se noi non siamo come ho già detto, degli scienziati, non siamo medici, ciò nonostante possiamo parlarne e soprattutto puoi parlarne tu, che lo vivi in prima persona, l'io autistico. Ma spiegami, questo io autistico, questo libro, che tu hai scritto aiutato da personalità di spessore, celebre Susanna Tamaro per noi più giovani, visto che è un'autrice che ha scritto tantissimi libri per i giovani ragazzi, ho letto anche alcuni suoi libri, mi erano piaciuti tanti da giovane, da bambino, adesso mi auguro di essere ancora giovane, da bambino, anche se dentro, come crede Emanuele, Emanuele mi ha spiegato la sua teoria del tempo, mi ha spiegato che l'età anagrafica non coincide con l'età reale, no? E quindi io posso dire di sentirmi un sessantenne nel cuore anche se ne ho 22. Allora la questione, no, comunque Emanuele mi ha insegnato, sono solo un discepolo. Spiego che quale di queste quattro personalità veramente ti ha donato qualcosa, quale parte veramente, tutti quali, ma quale delle quattro testimonianze ti ha veramente commosso nel momento in cui tu le hai scritte e le hai intervistate? Tutte, però diciamo che con Susanna Tamaro è nata una feconda amicizia, perché quando lei ha scoperto di essere autistica c'è stato un incontro. C'è stato un incontro e soprattutto lei l'ha definita come trovare il manuale delle istruzioni, perché appunto riusciva a stare solo in un bosco come te, anche tu e ci capiamo, perché per noi prendere un treno è un calvario, per noi con tutte queste luci, con questi telefonini, con questi monitor, diventa un calvario che può portare proprio a crisi gravissime, anche il vomito, cioè purtroppo è una condizione difficilissima, non si crede, no? Lui dice sei normale, parli pure, vai in giro, e non sanno poi
La superficialità della La contemporaneità. superficialità. Sì. E è importante comunque che il libro abbia più punti di vista, un punto di vista molto suggestivo è quello di Silvano Tagliagambe, che è un importante filosofo italiano, che parla del concetto di sinestesia, cioè della capacità vuol dire insieme, percezione insieme, di cui parla di casi di autismo come Tesla, ma anche Kandinsky, in cui c'è questa capacità di, per esempio, di sentire il suono dei colori, oppure di vedere il colore dei suoni. Questo sono alcuni fenomeni della sinestesia, ma più in generale di fare associazioni diverse che appunto il sistema nervoso del soggetto autistico associa gli stimoli in modo diverso dalla consuetudine, quindi proprio vede il mondo in modo diverso, quindi uno sente una porta che si apre, l'autistico è capace di associare questo suono, cioè ci sono autistici che hanno un rapporto emotivo con i numeri, per esempio, quindi, non percepiamo proprio percettivamente il mondo come gli altri. Sì, è un po' a trovare la chiave di lettura. Dopo a me aiuta molto il confronto, perché non so cosa sarà nel futuro, perché io mi accorgo che negli ultimi 6-7 anni le cose proprio stanno anche cambiando, anche in peggio nella gestione di certe sintomatologie, quindi è stato anche difficile raccontare queste cose. Immagino. E non riuscivo all'inizio. E infatti volevo farti questa domanda. Tu citi alla fine nella metafisica dell'autismo San Giovanni Climaco, che è un grandissimo autore, secondo me una figura interessantissima nel mondo dell'Oriente cristiano, nell'ambito dell'Oriente cristiano, e parla dell'estraneità. Tu come hai vissuto, e questo lo racconti anche nel libro, spiega un po' ai tuoi futuri lettori e ai tuoi lettori come è stato vivere l'estraneità, quella estraneità quasi mistica che alcune volte tu hai sperimentato. Quando parlavo di me nei miei quasi 40 libri ho scritto, o sono saggi o parlo di me, ma dei momenti felici o magari dei momenti delle soddisfazioni, però raccontare fragilità e sofferenze non è stato facile. Però devo dire che soprattutto per te che comunque vivi il passato con maggiore vividezza, insomma con vividezza, no? Cioè vivi i ricordi come nel presente, secondo me. Sì. Quindi sei stato doppiamente doloroso. Anche perché mi sembra cioè proprio di esporre delle vulnerabilità, cioè per una persona che è nata e vissuta sempre sulle difensive, esporre questo mi sembra come di mettermi a nudo, oppure poi la paura di essere attaccato nel raccontare queste cose, no? Però Zanini e Fabbro mi hanno detto devi scriverle perché sono utili per gli altri, e questo è stato un po' il motore, magari di essere utile anche, no? Sicuramente. Io finché qualcuno non mi ha detto che esiste l'autismo, io pensavo di venire da Marte, o di essere un Neanderthal, cioè di non avere proprio le risposte fisiologiche tipiche di una persona che mi parla, non so, della famiglia in un certo modo. Io non ho questa sensazione del gruppo, siamo 5 amici, io cioè riesco ad avere un rapporto con una persona, non con 5 persone, quindi tutte queste cose vedevo che gli altri non le avevano. Dopo, non so, raccontavo delle mie aspirazioni, voglio andare nel deserto del Sahara, voglio andare in Armenia, ci sei andato. Ma è stata quasi una liberazione per te sapere cosa ti stava succedendo, un punto di partenza, come possiamo dire? Io mi sono sempre sentito come che ho un marchio. Sì. Però pensavo, sono solo io e vengo da una marchiato cioè, a vita. Sì. Quando il neurologo mi ha detto guarda che c'è una sindrome al sistema nervoso, io pensavo uno che ha un trauma magari lo recupera, lo elabora, uno si rompe un braccio, si aggiusta l'osso, ma se uno ti dice guarda che sei nato così, c'è il sistema nervoso così, cioè come la prendi?
Cioè all'inizio puoi avere un rifiuto di dire com'è possibile, sono condannato, perché? Cioè, non è stato facile, se non appunto prenderla come magari la potenzialità che questo ti può dare, però non nascondo che appunto per il futuro io non so, ho bisogno di confrontarmi con gli altri perché non so come si sviluppa. Io posso dirti una cosa, non sei per niente solo, perché le statistiche, non lo dico io, ci dicono che addirittura fra qualche anno metà della popolazione potrà considerarsi autistica. Ci sono sempre più casi di autismo perché sono sempre più studiati e sempre più, fra virgolette, riconosciuti come nello spettro, che come bene abbiamo detto prima non è un compartimento stagno, ma è un ampio raggio nel quale ci sono diverse sfaccettature con un fil rouge comune, ma che non sono poi così rare, anzi ci saranno sempre di più casi, quindi dovremo tenerlo in considerazione. Questo è sicuramente un oggetto di studio, sì, anche perché non si capisce se c'è appunto o un reale aumento dei casi o un riconoscimento, una capacità di distinguere le sfaccettature. Quel che è vero come diceva Lorenz, che io nella parte finale apro una parentesi metafisica occupandomi di filosofia, cerco di dare una mia spiegazione più ampia, sì, diciamo non biologica, sì, e io la vedo come, prego. È una provocazione anche quella che fai alcune volte, o no? Quale? Quella della metafisica, insomma, tu lanci una sfida un po' al mondo. Per me le spiegazioni sono sempre oltre, la vita ha un senso, perché io... Parli da un certo punto di telepatia. Beh, sì, mi è capitato. Allora, sì, tuo papà raccontava. Sì. No, ci sono delle particolarità della percezione che tu ricolleghi all'autismo. Non so, è anche vero che un autistico non può essere riassunto nella parola autistico, se no uno è diabetico. Esatto, sì, il diabetico, no? Vabbè, cioè non è che tutti gli elementi sono legati al diabetismo. È chiaro che uno ha un modo di processare le informazioni, tutto un modo di conseguire. Io poi in questa parte finale dico che intanto quello che io credo, cioè che la vita ha un senso, sì, è una direzione, perché per me non è una cozzaglia di nervi che si sono messi insieme da soli. La vita per me ha un senso, è una direzione, e nell'arco di questa visione l'autismo deve avere un qualche tipo di spiegazione. Io la vedo come il passo paolino in cui dice siete scritti su tavole non di pietra ma di carne. bello. E tu sei stato scritto così. Mi sono trovato in questa frase, per me tutta la vita è scritta su tavolo di carne, è il linguaggio di una forza superiore, chiamiamola cosmica, chiamiamolo lo spirito, che usa la vita per mandarci un messaggio. Non usa l'alfabeto, ma usa le persone. Usa le persone, chi è fatto in un modo, chi è fatto in un C'è altro. chi è una maiuscola, c'è chi è una virgola, c'è chi è un punto. Siamo lettere, e quindi sì, i soggetti autistici, perché quello poi ha introdotto molti soggetti della scienza erano autistici, pensiamo a Newton, Mozart, Mozart e Einstein, anche tante personalità femminili, perché l'autismo non è solo maschile, è anche femminile e si apre un mondo diverso anche lì, quindi è interessantissimo proprio studiare sotto diversi punti di vista la sindrome, perché proprio è diversa, nella diversità ci sono mille altre diversità, quindi è fantastico secondo me. E noi veramente possiamo anche dire che la complessità e la bellezza dell'essere umano sta proprio in queste diversità e anche interiormente. Tu parli anche di spiritualità particolare. Secondo me il modo di processare diverso porta come conseguenza anche a vivere gli stati d'animo diversamente e a
mettersi in contatto anche dal punto di vista spirituale, diversamente, con questa forza cosmica, questa forza che può essere la vita, non per forza deve essere qualcosa insomma di concreto. Quindi sì, è davvero interessante. Spiritualmente parlando, come sai, tu stesso lo racconti, ma penso sia noto a tutti, sul Tempio di Delfi c'era scritto Gnosis Euton, conosci te stesso. E questo libro, secondo me, Emanuele, è un po' la risposta che tu dai all'invito che fa insomma, l'oracolo di Delfi all'umanità, cioè di conoscere prima di tutto se stessi. E tu, scoprendo la sindrome autistica, tu hai conosciuto un po' di più te stesso, e questo libro è solamente la risposta alla domanda di conoscere se stessi, e quindi tu ci racconti te stesso in questo libro, che consiglio a tutti quanti di leggere, e dedicarsi, tanto insomma sono 100 pagine, poco più di 100 pagine. Scritta in maniera veramente bella, non pesante. E soprattutto bella. Segue la logica di Emanuele Franz, che è secondo me una reincarnazione di un grande filosofo antico, per citare il nostro amico comune Maurensig, che in verità è stato il primissimo contatto tra me e te, che tu sei platonico nell'approccio di questo libro, perché tu so che hai un'antipatia a Platone, perché Emanuele è un nemico di Platone, ma sei platonico perché fai parlare il libro, non è un semplice saggio, è un dialogo, e nel dialogo quindi le parole sono vive, e quindi non è la scrittura è solamente il mezzo attraverso cui noi possiamo ascoltarti, ecco. Sì. Beh, hai citato Delfi, che dà proprio la parola autismo, deriva proprio da autos, il greco. E la parola autismo deriva proprio da se stesso, che vedevano nel passato questi bambini chiusi in se stessi, che sembra che cerchino dentro di scavare. Ti ringrazio per le bellissime parole, per aver ricordato il grande Paolo Maurensi, che non sapeva spiegarsi come io riuscissi a parlare in un certo modo, se non immaginando che io fossi la reincarnazione di un filosofo. Eh sì, perché tu hai un lungo modo innato di approcciarti alla conoscenza, no? Un innatismo quasi. Cioè quasi le sapessi già le cose. Sì, c'è un contatto sorgivo, probabilmente non razionale, che dopo viene estrinsecato, razionalizzato, però non so, questa cerca dell'aspetto più interiore. Ma io penso che diciamo che tutti dovrebbero un po' riscoprire questo se stesso, questa parola autos, no? Perché abbiamo quasi paura del silenzio. Sì. C'è gente che neanche riesce a stare in silenzio e attaccare qualche radio, qualche monitor, cioè ecco, l'autistico ama sicuramente la quiete. Nel passato c'erano gli stoici che parlavano dell'atarassia, di quella condizione di imperturbabilità. Tu però non sei atarassico, non sei imperturbabile. No, devi ancora. Ma tutti noi dobbiamo lavorare sull'atarassia, sulla nostra estraniarci da un mondo che è frenetico, ma tu ce l'hai insegnato anche a farlo. Sì, è vero. Un pochino, E non è facile. con le tue provocazioni, sì, perché sì. insomma saprete tutti quanti che Emanuele è un provocatore. Insomma, è vero. Ma tutte le sue provocazioni hanno un senso. Sì, esatto. E hanno un preciso, diciamo, obiettivo. Io ti ho seguito anche in questo, grazie a te. E è vero, proprio è quasi un modo provocatorio per dire dobbiamo un momentino Ascoltare qualcuno. Esatto. Qualcuno che ha qualcosa di diverso. Esatto. Ad esempio tutti i tuoi esperimenti sociali che io ho seguito e attraverso i quali anche ti ho scoperto, perché insomma era proprio grazie a uno dei tuoi tanti esperimenti che io mi sono messo in contatto con te per curiosità, perché ero rimasto colpito da alcune tue affermazioni che erano forti e quindi erano sinonimo di coraggio. Ecco. Grazie. Sì. Sì, forse. Grazie ai due Lorenz. Grazie a te.
è vero che ho fatto, e mi piace la provocazione, quella costruttiva, provocare, cioè suscitare una voce contraria, sempre nel rispetto delle formule civili, ci mancherebbe, ma tutti noi abbiamo potenzialità con pochi strumenti di dare molto. Ecco, questo luogo comune che per esprimere un nostro pensiero o fare qualcosa di propositivo e costruttivo, e che per farlo abbiamo bisogno di strumenti e di fare e avere 1000 mezzi che poi non lo facciamo più, è un luogo comune perché bastano poche cose per trasmettere un messaggio, anche a casa propria, basta, non so, un po' di creatività, uno rovescia un vestito e va in giro col vestito rovesciato, cioè quello è già un modo, no, che uno si è inventato, magari stupido, però sta facendo qualcosa che uno non fa perché ha paura di essere giudicato. Ma quante volte i nostri obiettivi non vengono raggiunti perché non ci crediamo abbastanza? Cioè, è chiaro, io lo faccio perché dopo ho 1000 persone che mi danno del pagliaccio e dello stupido, ma a me non me ne frega niente del loro giudizio, io sono forte nel messaggio che devo dare, è quello che alimenta, è quello che sorregge. E questa è anche la forza dei viaggi che faccio, che sono stato in Armenia senza prendere un aereo, ho attraversato il deserto del Sahara, sono stato nei luoghi dove la civiltà trova il perimetro e poi magari metto un pochettino il naso fuori da questo. Vai oltre le colonne d'Ercole. E quindi dicono, sei Ulisse, sei Ulisse. E perché lo fai? Ma che te lo fa fare? Ma cioè perché uno fa le cose se viene pagato per farle, o se c'ha un senso, se deve, cioè, allora lo fa. Ma tu perché devi andare a attraversare il deserto del Sahara? Per cosa? Quindi anche lì io vado perché ho una sete di sapere cosa c'è fuori dal perimetro, e quello anche forse appunto è la paura di non essere giudicato. Sì, Di essere giudicato male, ma di solito chi non sa parla, e chi sa e potrebbe parlare ha l'intelligenza di non parlare. Io sono molto poco filosofa rispetto a loro che sono molto più eruditi di me. Nella mia semplicità io penso che quelli che giudicano male forse hanno paura di avvicinarsi a qualcosa che non conoscono. E allora, per semplificarsi le cose, dicono, sai che c'è? Lo allontano, lo addito, così non mi pongo il problema. E questo ci fa pensare a quanto ci si limita qualche volta proprio nella possibilità di conoscere e di essere liberi, perché il fatto anche delle provocazioni è una forma di libertà secondo me, perché cioè dire, sai che c'è? Io va bene, ho paura del giudizio, però lo faccio, mi prendo questa libertà, è una grande cosa, non è da tutti. Sì, poi adesso anche appunto adesso il soggetto autistico, e ricordiamo, è giusto dire, come si diceva poc'anzi, che ci sono casi molto gravi, che spesso sono appunto massimo rispetto. Sì, anche Zanini ha, il neurologo, una grande ammirazione per questo caso ben azzeccato, sono io, che dice che insomma il mio organismo è riuscito a trovare un equilibrio compensando qua, magari con difficoltà lì, insomma è tutto un caso, il caso Franz, a cui sono abituato per tutta la vita. È giusto dire che ci sono casi gravi, sì. Ed è giusto ripetere che secondo me molto bisogna fare per chi amministra la società, perché io mi sono sentito dire anche dalle amministrazioni, a noi abbiamo altri temi, l'autismo cos'è, vero, cose per gli addetti ai lavori, sì, non c'è. Vero. Hanno i regolamenti, io mi permetto di fare un appunto, grazie, anzi, sono stata amministratrice a Udine, 13 anni senza rivedere il regolamento sulla disabilità, sulla diversità. Mi sono permessa in una sala consigliare di parlare di autismo, mi sono sentita un'aliena perché mi hanno detto ma non siamo in un ospedale. Ma come non siamo in un ospedale? Siamo in un luogo pubblico. E io mi sono sentita e ho detto è una follia questo, è un imbarazzo delle istituzioni.
Però sono stata contenta perché ho scosso un po', perché è vero quello che dici Emanuele, bisogna avere il coraggio di dire alle amministrazioni, a chi ci amministra, parliamo di cose che ci sono, non nascondiamole, non diciamo che sono cose che non ci riguardano, non cadiamo nel benaltrismo, perché non è così che si affrontano i problemi e si migliorano, ma è solo proprio parlandone nelle sedi opportune. Quindi a maggior ragione ringraziamo la Biblioteca Guarneriana Sì, veramente. e il Comune di San Daniele, Sì. perché per esempio dove vivo io, a Mozzo Udinese, non ho potuto presentare questo libro, quindi grazie al Comune di San Daniele e alla Biblioteca Guarneriana per questo incontro e grazie per tutti quelli che sono qui, per questa ospitalità che non è scontata, perché chiedi da un'altra parte e ti dicono no. Quindi Io direi, Emanuele, che abbiamo parlato a lungo di questo libro e sono sicuro che ci siano tantissime domande. E quindi io direi di aprire al pubblico e di vediamo quali sono le domande per l'autore. giusto. C'è qualcuno qua? Chi ha Per domande? te anche. E anche per me, per tutti, insomma. Prego. Emanuele, l'autore. io ti ringrazio Emanuele, ho letto quasi tutto il tuo libro, perché io sono di Mozzo Udinese, perché ti sarà servito per conoscere te stesso, a me è servito per conoscere un pochettino te. Ti ringrazio perché ho sentito grondante il tuo dolore e penso che non sia stato facile perché l'ho percepito. E mi chiedevo, siccome Susanna Tamaro, la mamma diceva, solo portandoti nel bosco ti rassereni un po', qual è l'attività, la situazione che ti dà maggiore, che ti quieta nelle tue inquietudini, che ti dà maggiore conforto? Grazie anzitutto per la sensibilità che mi commuove. È una bella domanda perché ecco, si crede che il soggetto autistico non abbia una cosiddetta intenzione sociale, che desideri stare da solo. Non è così. L'autistico vuole avere un confronto, ma poi non riesce ad averlo perché i linguaggi, no, fra le persone, cioè l'autistico si fissa su una parola, si fissa su ha dei codici suoi interni, se la realtà esterna non collima e quindi non riesce ad avere una relazione. Però dopo sta male perché non ce l'ha. Quindi c'è una intenzione sociale castrata anche, no? Poi ci sono... Sì, perché non vuol dire misantropia comunque, No, certo. cioè, No. non è un sinonimo di, cioè non è che odiano gli altri. No, anzi. No. Dopo per esempio, come dire, ci sono degli autistici iper che percepiscono più e poi che percepiscono di meno, perché poi magari si isolano dentro per non essere turbati, ma c'è. Quindi un problema sempre con la stimolazione. La relazione, è il concetto di relazione che è compromesso, sia dal punto di vista della persona, sia dal punto di vista della percezione. Quindi l'attività che più mi piace anche a me è stare nel bosco, nella quiete. E allora perché vai qua, là, su e giù, Io perché vado nei deserti, in posti dove c'è il perimetro, no? Infatti il grosso problema è proprio quando prendo l'aereo, lì ho delle crisi che non riesco a gestirle, però quando vado in Armenia io sono sempre, perché non vado con comitive, vado da solo, con viaggi tipo ai confini, è quello, no? E se posso ancora chiedere, se siete in grado, come si arriva a una diagnosi di autismo? E come accennavo, il percorso è iniziato fin già dall'asilo, cioè i miei genitori hanno capito che a 2 anni c'era qualcosa che non andava, pediatri, psicologi, 5 anni in tutte le scuole elementari in psichiatria, 5 anni. Dopo di nuovo, sempre a scuola affiancato da qualcuno, riformato al servizio militare, ritardo mentale, insomma tutto un iter durato tutta la vita. Dopo quando si è avuto il sospetto, prima alcune visite, dopo test, insomma cioè, un anno di visite e di test comunque, perché uno non è che la domenica, sì, è un percorso abbastanza completo, perché ci possono essere delle sintomatologie magari simili, per esempio, non so,
ma la fatidica domanda, senti voci che altri non sentono, lo psicotico dice sì, ma anche l'autistico può dire di sì, perché dà un altro significato alla domanda. Magari lui dice sento delle voci nella mia coscienza, però non è psicotico, quindi bisogna escludere che ci siano altre patologie, no? Prima di tutto. Bene. Altre domande? Edoardo? Io vorrei fare una domanda sempre ad Emanuele Franz, che va forse leggermente, non a contraddire, ma un po' in controtendenza con la definizione che avete data dell'autismo. E faccio questa domanda da profano sotto il profilo scientifico, però basata in realtà poi anche sulla mia esperienza personale. Cioè voi avete detto che l'autismo, e questa effettivamente è la definizione che ne dà anche la scienza, sia qualcosa di congenito e che non dipenda da fattori sociali. Però anche in riferimento al fatto che le diagnosi siano in aumento, e quindi forse anche adesso sono in aumento i casi, sono in aumento le diagnosi. Giusto. Ma qualora siano in aumento effettivamente i casi, mi chiedo, non è che forse l'autismo può essere o determinato o comunque stimolato da una società che è sempre più innaturale, e che quindi poi l'autismo o i comportamenti autistici siano la risposta di anime particolarmente sensibili verso una società che appunto è sempre più naturale, ma non mi riferisco solo agli stimoli artificiali nel senso proprio, come appunto può essere un suono particolare o una luce particolare, ma anche proprio a una società che va contro la natura in ogni suo aspetto, va contro Dio, va contro l'ordine delle cose. Ecco, questa è la mia domanda. Bella domanda. Ma il discorso dell'aumento dei casi è oggetto di studio costante, e quindi accennavo prima all'interesse anche antropologico dell'andamento, e senza dubbio gli strumenti per le diagnosi sono decisamente migliori. Appunto prima c'era il ritardato, il depresso, lo psicotico e così via. Io non condivido questa ricerca forsennata della sostanza misteriosa che causa l'autismo, perché come diceva anche la Susanna Tammaro, quando si trova, che so, il gene dell'autismo, allora se lo si disattiva c'è proprio un'eugenetica, come in America hanno cercato di fare questa cosa, hanno fatto anche manifestazioni in piazza per fermare questi studi, questa volontà di sterminare l'autismo. Se ne è occupato Gilbert Lelord, ha definitivamente sfatato ogni dubbio al riguardo, ha dimostrato, era un discepolo di quel famoso scienziato russo, quello dei riflessi condizionati, Pavlov, cioè ha dimostrato, si tratta di risposte organiche del sistema nervoso a stimoli proprio elementari delle reazioni sociali, non c'è, è un fatto organico, è dimostrato, ormai non c'è più dubbio. Cioè, ecco, se non fosse così io, voglio dire, non sarei quello che sono, anche perché non c'è una volontarietà, cioè andresti da uno psicoanalista o da uno psichiatra, io ho fatto da un neurologo, non parlo da uno psichiatra, una volta c'era la neuropsichiatria, adesso io sono andato dai neurologi, sono i neurologi che mi hanno studiato, ecco. Grazie. Quindi è legata al congenito, quindi allora, i due ambiti della scienza. Ci può essere una parte genetica, come in tutte le cose, ma non è, come dice Emanuele, non è da incanalare. Rispondiamo in un modo più completo. Allora, l'autistico ha una zona comfort e una zona discomfort, cioè, come si diceva, io di per sé, come qualsiasi altro autistico, in una zona comfort, chiamiamola così, dove non c'è un'iperstimolazione, dove non ha stress, dove ha tutto sotto controllo, lui sta bene, non sta male, non sviluppa nessuna patologia, ha il suo linguaggio, ecco, e sarebbe come dire, non so, io ho un amico che è allergico al nickel, se mette un braccialetto col nickel gli viene tutta la pelle rossa, se lui si trova in una fabbrica di nickel cosa devo dire? È un ambiente stressogeno. L'autistico sta benissimo e sviluppa il suo mondo, il suo linguaggio in un ambiente a lui confacente. Se lo togli da questo ambiente diventa una persona fortemente malata e sviluppa ansia, panico, psicosi. Quindi un segno, diciamo. Cioè, quindi è vero che giusto l'aspetto poi sociale che ha menzionato è importantissimo, ma va collocato che magari aggrava i casi di autismo. Sì, vero.
Giusto. Quindi patologizza quello che di per sé sarebbe un funzionamento del sistema nervoso che diventa patologico in una società innaturale. Allora lì dico, sono d'accordo. Ovviamente va bene l'iperindustrializzazione, l'iperdigitalizzazione per un autistico. Anche la Tamaro dice spesso, ai miei tempi quando studiavo in collegio, anch'io ho fatto 4 anni dei salesiani, c'era la tua stanzetta, studiavi, erano ambienti perfetti per un autistico. Certo. Cioè il silenzio assoluto, così Il rispetto. Anche senza sì. odori, senza stimolazioni proprio sensoriali, no? Sì, forse questo tipo è una risposta più completa. Sì, direi di sì. Direi di sì. Altre domande? Ma forse si può dire che l'autismo è sempre esistito, adesso lo studiano, ma Assolutamente. probabilmente è sempre stato. Beh, certo. Sì. Quindi questa famosa diversità che non c'è alla fine. Non c'è, nel senso che non è nulla di nuovo in realtà. Esatto. Però vabbè, è stata dura la vita. Prego. Ti faccio una domanda sicuramente ignorante e un po' banale, ma il controllo è quello anche? Cioè avere tutto sotto controllo, cioè questa cosa qua è legata? La signora si interroga se Faccio una domanda. la mania del controllo, cioè di Ah. controllare le cose. Ma più che altro la continuità di un'identità, no? Certi bambini autistici, gli sposti qualcosa. La routine. No, proprio. Cioè per avere È una specie di continuità. sicurezza che hanno. Io mi permetto, perché anche mio figlio ha questa sindrome. E lui, come dice Emanuele, nel suo ambiente, che un po' gli abbiamo anche creato perché lo abbiamo capito, lui sta benissimo, però non gli devi cambiare le cose senza un preavviso. Gli puoi parlare, gli spieghi che non succede niente, però se gli fai la sorpresa Quindi ci sono dei problemi. L'improvvisto non è gradito, almeno per quanto ho potuto vedere, non è gradito. Prego. Voleva fare una domanda? Io? Sì. No. No, la signora, non so se c'è qualcuno che vuole fare altre domande, non so, qualcuno. Io volevo fare più che una domanda, una considerazione, nel senso che a me sembra, tenuto conto che ci sono più casi di autismo, a me sembra che è sempre la risposta più individuale ad un mondo comunque con tecnologia, con l'iper stimolato, ecco. Quasi lo vedo un po' una cosa di protesta, mi mette un po'. C'è dell'io che è di fronte a una società che comunque è completamente inadatta, insomma, diciamo, alla personalità della persona autistica. È proprio l'opposto, no? E vedo tra l'altro un po' la difficoltà appunto delle persone con questa sindrome di, tra virgolette, adattarsi a questa società, no? E quindi mi viene da dire, sbagliato l'autistico e la società, o gli autisti mettono un po' di freno alla società. Può essere anche una provocazione anche questa, no? Perché diventa sempre più difficile vivere un po' per tutti, poi per chi sviluppa queste neurodivergenze ancora è difficilissimo, cioè è quasi impossibile vivere. Questo è un po' Sono d'accordo. Sì. No, grazie, è così. Infatti io non so come affrontare il futuro. Sì, cioè non cercarmi appunto ambienti tranquilli, avere 2 amici, belle persone, perché se no non so, cioè non so l'andamento nel futuro di come, ecco, non so come può svilupparsi, perché poi magari un conto è il sistema nervoso, però il sistema nervoso è inserito in un corpo che negli anni cambia da un punto di vista ormonale, quindi non so come nei decenni può svilupparsi, è così. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza, che è la mia gioia più grande Continua di avervi così, qui. non mollare, Never give up. Mai arrendersi. Grazie, che siamo veramente